prima che il video cominci, che in realtà è già cominciato se vogliamo andare a senso logico, cosa che questa partita non ha avuto, tra l'altro si vede anche un po', di qua mi devo coprire, spero che non mi venga bloccato il video per copyright, vabbè, comunque, visto che già questa partita comunque ci ha fatto esultare tanto, vi farò vedere un'altra cosa che spero non... voi siate persone intelligenti e non vi incazziate per queste cose. Qua sotto trovate il link di KK Gold. Mi sono preso una maglia del Napoli, non è, me la sono presa per me, anche se avrei tutta la possibilità. È un regalo, maglia del Napoli, non vi posso far vedere il nome dietro per questione di privacy. Patch della Serie A, veramente ben fatta. Trovate il link qua sotto in descrizione di KK Gold per prendere delle maglie a dei prezzi ottimi. Allora, abbiamo finito le belle notizie di questo video. Incominciamo con le brutte. So, 9 giornate che vediamo brutte notizie perché anche la partita vinta con la Samp ha veramente molto poco di gioioso. Ormai proprio rassegnazione. Credo sia la parola più adatta per definire tutto questo. Allora, partendo dal presupposto che noi stavamo per fare mezza rapina a mano armata, magari alcuni tifosi della Roma che guarderanno questo video diranno come mezza rapina a mano armata, è una rapina intera a mano armata. Ni, perché nel calcio vince chi fa entrare la palla in porta. Tu ci puoi provare quanto vuoi, ma fino a quando la palla non entra, tu sarai sempre in torto sostanzialmente. È vero, la Roma ci ha massacrato, ci ha presi a pallonate, ci ha umiliato. Zaniolo ha fatto quel cazzo che voleva sulla nostra fascia sinistra. E penso che c'è stato qualche santo che oggi ci ha messo la mano sulla testa e ci ha graziato, perché se la Roma avesse concretizzato tutte le azioni da gol che ha avuto, penso che saremmo stati noi a subire un 7-1. E invece credo che un dio caritatevole abbia deciso che oggi ne dovevamo prendere soltanto 2, di cui un altro per 2 giornate di fila su punizione, il che mi fa pensare ancora di più quanto quest'anno anche Cragno sia veramente molto 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 deludente. Però niente, farò un video poi in seguito per spiegare quella che è la mia idea sulla situazione, anche se l'ho ripetuta veramente tante, troppe volte. Altro luce, cioè buio, luce, buio, luce. E... che vi devo dire? La partita si commenta da sola. La partita si commenta da sola. Tra l'altro, io, per quanto mi sta piacendo il Cagliari quest'anno, mi sto totalmente scordando delle partite. La prossima ce l'abbiamo contro il Bologna in trasferta. E affrontare Mihailovic non è cosa da poco. Poi abbiamo l'Atalanta e l'Atalanta. Poi abbiamo il Sassuolo e poi la sfida salvezza con la Salernitana. Questa è la 9ª giornata e per 9 partite abbiamo subito 2 o più gol. No, scusate, bugia. Per la 9ª partita abbiamo subito gol, no che abbiamo subito 9 o più gol, perdonatemi. Intanto mi segno questo 2-1 che mi rende veramente molto contento, molto euforico e soprattutto mi fa ben prospettare per il futuro. Mi fa veramente ben prospettare per il futuro. Tanto poi io sta partita non è che la sento. Questa partita per me mica il derby. Ma sì, ma che cazzo ce frega, ma tanto. Andiamo in Serie B quest'anno, quindi che cazzo ce ne frega a noi? Come si suol dire, no? Queste non sono le partite che bisogna vincere.
il che mi potrebbe anche andare bene, però se tu vincessi quelle altre almeno. C'è questo piccolo dettaglio che siamo tipo l'ultima in classifica e abbiamo vinto soltanto con la Sampdoria, e anche quando abbiamo vinto non abbiamo convinto. C'è questo giusto piccolo dettaglio, ma poca roba, non è che sia così rilevante. Vabbè. Oh, sarà la Serie B. Che, che- che- che c'è da dire? Mi dispiace perché speravo che magari un anno si potesse fare le cose fatte come Cristo comanda, però abbiamo capito che a Cagliari non sarà mai così. Fatemi sapere voi qua sotto la vostra e a breve, non so benissimo quando, ma a breve uscirà anche un video su quello che è il mio pensiero di tutta questa situazione. E adesso non so quando giocherà Bologna-Cagliari, però se si gioca il weekend, molto probabilmente non la potrò vedere e quindi non uscirà il video. Buon per me, viste le partite del Cagliari. Ciao ragazzi.